Vari sono stati i temi caldi di discussione e di confronto durante la prima conferenza dei sindaci del litorale veneto del 2025, a partire dall'applicazione della direttiva della Bolkestein al regolamento d'uso del demanio marittimo alle nuove regole per quanto invece riguarda l'attività di salvamento che faranno mancare numeri essenziali di assistenti bagnanti con le temute conseguenze. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, ha reso noto di aver già esposto il duplice problema ai ministri di riferimento, mettendo a conoscenza lo stesso ministro Salvini. Duplice problema in quanto riconosce solo alla Federazione Italiana Nuoto la possibilità di formare il personale e in quanto introduce limiti di età che tolgono la possibilità di esercitare a una gran parte degli operatori già formati e già attivi nel settore. Alla costa veneta verrebbero a mancare circa 600 addetti, la metà di quelli che generalmente sono operanti. Tolti gli under 18 e tolti gli over 50, quest'anno si prevede una grossa difficoltà per reperire il personale per il salvamento. Sembra però che i problemi non finiscano qua per il settore balneare veneto, il cui bacino d'utenza, soprattutto per quanto riguarda la parte orientale della regione, attinge molto dalla Germania, che sta vivendo un'importante crisi economica, e dall'Austria. Lo scorso 1° gennaio sono iniziati i lavori sul viadotto autostradale che, attraversando il passo del Brennero, porta sulle nostre coste i turisti, soprattutto quelli di lingua tedesca. Il turismo delle coste venete dovrà quindi cercare di intercettare nuovi mercati e sembra stia puntando verso quelli emergenti dell'est. La viabilità è strategica per il turismo, è stato detto durante la conferenza. Noi di Chioggia e delle spiagge di Sottomarina possiamo rilanciare la stessa frase parlando della viabilità sulla Romea, che da anni crea la stessa preoccupazione agli operatori turistici e balneari del nostro territorio. A riguardo, la conferenza dei sindaci confida che gli organi nazionali saranno in grado di intervenire per aiutarci a risolvere la situazione. Siamo qua pronti ad accogliere tutte le soluzioni salvifiche. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.